Ed ora spazio alla Carta Etica dello Sport, iniziativa voluta da Regione del Veneto e da Umpli Veneto, l'unione delle Pro Loco della nostra regione. Andiamo allo stadio Bentegodi a Verona e scopriamo i vincitori. Si sono tenute nelle scorse ore le premiazioni del concorso Carta Etica dello Sport Veneto promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con MIUR e Umpli Veneto. Iniziativa rivolta ai giovani ragazzi e alle associazioni sportive che valorizza i fondamenti etici dell'attività motoria e sportiva. Bei lavori e begli esempi sono venuti dalle scuole e delle associazioni sportive del Veneto, che fa soddisfazione avere tutta questa partecipazione. Lo dico sempre, abbiamo accettato questo impegno della Regione perché poi questi valori sono i valori del volontariato e soprattutto nostro delle Pro Loco. 60 le scuole delle 7 province venete che hanno inviato i loro elaborati per un totale di quasi 160 progetti, suddivisi nei due ambiti del concorso, ovvero disegna a fumetti la carta etica e realizza il video della carta etica, a cui si affianca il premio Fair Play. Partner per l'edizione 2024 gli atleti dell'Hellas Verona. Far parte di questo progetto ci ha assolutamente inorgogliti, abbiamo ringraziato più volte appunto la Regione per questo, specialmente nell'anno in cui, come dicevamo, la Regione Veneto è la regione europea dello sport, chiaramente vederci al loro fianco ci rende assolutamente felici. È stata una mattinata in cui abbiamo imparato tanto, anche da quello che può sembrare solo un disegno, secondo me ha dato un grande significato a questa mattinata. Lo sport penso dia dei valori incredibili e più vai avanti più acquisisci valori e è giusto che vengano insegnati già dalla giovane età, è un bene che vengano fatti questi incontri.